Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di Gemona che il 3 novembre era stata investita da un'auto a Martignacco. I parenti hanno autorizzato l'espianto degli organi la scorsa notte. Lascia il marito e 2 figli. L'ultimo gesto di generosità nella notte col dono degli organi per permettere a chi sta male di sperare di continuare a vivere. È morta Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di origini romene residente a Gemona che nel pomeriggio del 3 novembre scorso era rimasta vittima di un incidente stradale in via Cividina a Martignacco. Allora, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale del comando di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco, era stata investita mentre camminava da una vettura condotta da una donna della zona che si era fermata subito per prestare soccorso. La 41enne era finita sul cofano, poi rovinata sull'asfalto. Sul posto erano intervenuti subito i sanitari con l'automedica e l'ambulanza, lunghe le manovre di stabilizzazione, poi il trasporto d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. La 41enne, accolta in terapia intensiva, non aveva dato più segnali di miglioramento. Lascia nel dolore il marito, 2 figli di 3 e 14 anni, tanti amici e parenti. Ancora a cronaca, sono riprese questa mattina le ricerche per individuare Stefan Verongalli, il pescatore 50enne di Conegliano, che ieri pomeriggio è affondato col suo gozzo insieme al padre al largo della costa di Sistiana, a 2 chilometri da Duino, dopo che i 2 pescatori si erano trovati in difficoltà col natante mentre erano diretti in un cantiere navale di Monfalcone provenienti da Caorle. La salma del padre, Vittorio, 80 anni, originario di Tarzo in provincia di Treviso e residente a Conegliano, è stata recuperata ieri. Oggi le ricerche vedono scendere in campo l'elicottero del nucleo volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, con a bordo 2 sommozzatori, il nucleo sommozzatori di Trieste, la motobarca dei pompieri e il personale della Guardia Costiera del capoluogo giuliano che coordina l'intervento. Il focolaio Covid di Trieste ha superato i 200 casi. Le manifestazioni dei No Green Pass sono una provocazione irresponsabile nei confronti della maggioranza dei cittadini che si è vaccinata e che rispetta le misure di prevenzione. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi durante la conferenza stampa convocata per annunciare come l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina si riorganizza per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla 4ª ondata di Covid. Trieste paga i contagi diffusi nei cortei con la riduzione dell'operatività del sistema sanitario, in particolare con la revisione delle attività ospedaliere programmate. Riccardi non nasconde il proprio rammarico. Molte delle contromisure adottate per riorganizzare gli ospedali avremmo potuto evitarle se non ci fossero stati comportamenti irresponsabili di chi pensa che tutto questo non esista e che il vaccino non serva a niente. Vicepresidente, inizia la riorganizzazione dei reparti perché i numeri sono importanti del contagio, penalizzati comunque dai movimenti No Green Pass e Novax. La curva continua a alzare, è chiaro che in particolare a Trieste questo è un fenomeno che secondo me anticipa quello che potrebbe accadere anche da altre parti, quindi noi siamo chiamati a varare le manovre ospedaliere che inevitabilmente dovranno garantire posti per un possibile aumento del ricovero, di conseguenza tutta una serie di cose che impatteranno nelle attività programmate. Questa è una cosa che abbiamo sempre detto, queste sono le cose che ci troviamo davanti, dobbiamo gestirle. Ci sono delle manovre importanti di riconversione di alcune strutture perché la domanda ospedaliera si sta alzando, in particolare per consentire spazi di area medica che in questo momento sono necessari. C'è un innalzamento ovviamente di tutto, in questo momento è chiaro che il tema dell'area medica è un tema che ha dimensioni più elevate, quindi è meno male che siamo in una condizione di esistenza di vaccino perché altrimenti assisteremo a cose che abbiamo già visto. Fortunatamente non ci aspettiamo questo. Il dato che ho sempre cercato di spiegare più importante è il rapporto tra l'andamento del contagio e la domanda ospedaliera, ma è inevitabile che alzandosi il contagio piano piano si alzi anche la domanda ospedaliera, tale da costringerci a fare le manovre che adesso siamo costretti a varare. Il rammarico è che almeno una parte di queste cose potevamo evitarle a causa dei comportamenti irresponsabili di qualcuno che continua a pensare che
che questa cosa non esista, che il vaccino non serva a niente e che si possa liberamente e tranquillamente girare con assembramenti senza mascherina e urlando da una parte all'altra. Non si capisce la ragione per la quale si continua a fare questo. È una provocazione irresponsabile nei confronti della maggioranza, che io spero sia sempre meno silenziosa e dica quello che pensa rispetto a quello che stiamo accadendo. Servono leggi speciali contro i Novax e i No Green Pass come ai tempi delle Brigate Rosse. A invocare provvedimenti più severi e contenitivi contro il popolo che osteggia il certificato verde, ma anche il vaccino, è il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Il primo cittadino lo ha detto chiaramente in un'intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera. Dopo l'ennesimo corteo che ha visto sconvolto il centro del capoluogo regionale e dopo i numerosi insulti ricevuti con cori da stadio e frasi da censura, il sindaco auspica che la politica provveda a restringere il campo di azione dei contestatori. Di Piazza riconosce il diritto di manifestare, ma con dei limiti. E il limite maggiore, spiega il Corriere della Sera, è il diritto degli altri alla salute e al lavoro. Diritti che, secondo il sindaco, vengono violati da queste continue manifestazioni, come dimostrato dal focolaio nato fra i dimostranti. Allora c'era l'emergenza terrorismo, oggi c'è la pandemia, ma il periodo è sempre drammatico, ha aggiunto Di Piazza. A mali estremi, estremi rimedi. Non è possibile che un'intera città venga rovinata da 4 deficienti e io non voglio più zone gialle, arancioni, rosse e chiusure. L'idea, al momento, ha anticipato il primo cittadino, sarebbe quella di consentire solo manifestazioni statiche in un luogo definito, come ad esempio il Porto Vecchio, quindi lontano dal centro e dalle attività economiche come alberghi, ristoranti e negozi. Sanità. Cosa merita la popolazione dopo il Covid è il tema di un incontro organizzato da Uniud e Comune di Udine che si terrà domani al Visionario alle 18. Ne ha parlato il direttore della clinica maxillofacciale Massimo Robioni. Vogliamo passare un messaggio che all'interno della complessità, la complessità della vita, la complessità sociale, la sanità diventa un punto nevralgico proprio come un driver di crescita sociale, perché se noi parliamo dell'ospedale come punto di non come punto di cura, ma come punto di benessere, dove si attuano medicina preventiva, si attua un programma di active aging, cioè un invecchiamento attivo, noi vorremmo ottenere una popolazione in salute e questa popolazione in salute ha un riflesso costante sulla vita sociale e questo rappresenta per noi un fattore importantissimo per la ripartenza dopo il Covid-19. Stiamo vivendo dei momenti drammatici tra le proteste, tra le non credenze e le credenze che evidentemente sfuggono a delle idee scientifiche e per questo c'è bisogno di ridare fiducia alla popolazione e far capire che cosa la sanità e che cosa la medicina in Friuli Venezia Giulia ma anche in tutte le altre parti d'Italia sta facendo per la popolazione che merita un approccio un po' diverso, un po' più innovativo, più tecnologico e più tagliato sulle necessità dei pazienti. Torniamo alla cronaca con un paio di notizie. Un uomo di 78 anni è caduto da 4 metri di altezza ieri pomeriggio nel suo stabolo nella frazione di Ovasta a Ovaro. Il pensionato stava eseguendo dei lavori di sistemazione della struttura quando è scivolato cadendo malamente. Ha riportato un trauma cranico e è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita. Ladri a Basiliano, nella parrocchia di Sant'Andrea, dove sono ospitate le suore dimesse. I malviventi hanno danneggiato la porta d'ingresso e sono entrati in canonica in assenza delle religiose. Hanno frugato ovunque ma non sono riusciti a trovare valori o contanti perché le sorelle non conservano preziosi. Resta il danno alla porta, danneggiata con cacciaviti e un piede di porco. Indagano i carabinieri. Si svolgerà il 27 maggio la tappa friulana del Giro d'Italia 2022, la Marano Lagunare Castelmonte, un percorso lungo adatto alle fughe e agli attaccanti, decisivo per l'assegnazione della maglia rosa.
Il giorno dopo andrà in scena la tappa più dura, quella della Marmolada, e in più di 3 km di dislivello della tappa friulana possono fare selezione. 2 giorni dopo, poi il 29, il giro si concluderà a Verona, rendendo impossibile recuperare eventuali gap patiti a Castelmonte e sulla Marmolada. Vediamo nel dettaglio come si svilupperà la tappa. Partenza da Marano Lagunare, come detto, poi si risale fino a Buia, casa natale di Alessandro De Marchi, passando anche da Mortegliano e Fagagna. Dopo Buia la tappa svolterà per raggiungere Tarcento e affrontare la salita di Villanova delle Grotte. A seguire il passo Tanamea a 870 metri, poi si sconfinerà in Slovenia con passaggio a Caporetto e salita del Kolovrat a 1145 metri. Dopo questa asperità, discesa fino a Cividale e arrivo in salita a Castelmonte dopo 178 km. Castelmonte, oltre a offrire sicuro spettacolo lungo la salita, ha anche il grande vantaggio di ampi spazi in cima, fondamentali per l'organizzazione. Diffondere la conoscenza delle valli del Natisone, promuovere il rispetto per la comunità e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e civile sono gli obiettivi del premio Renzo Marseu che si svolge annualmente a San Leonardo. È intitolato a Renzo Marseu, che scomparso nel 1993, fu segretario comunale in diversi paesi delle valli e successivamente sindaco di Torreano. I figli, per onorarne la memoria, hanno creato un premio a lui dedicato. Quest'anno, nell'ambito di una cerimonia che si è svolta a San Leonardo, sono state consegnate 7 borse di studio di 300 euro l'una a giovani di San Pietro Natisone, San Leonardo e Torreano. Oltre all'assegnazione annuale delle borse di studio, viene consegnato un premio intitolato Nel ricordo di Renzo Marseu, una vita per le valli del Natisone, che quest'anno è stato assegnato a Enzo Cainero, cittadino onorario di San Leonardo, una bicicletta in miniatura fabbricata dall'artista artigiano Mario Ruttar. E per questa edizione del telegiornale è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a tra poco con l'approfondimento di A voi la linea.